E il turismo costituisce un volano importante per tutta la regione Friuli-Venezia Giulia. Ha però anche questo comparto bisogno di una accelerazione. Ma il turismo è una componente estremamente importante, anche qui tutti ne parlano come se fosse una cosa scontata, avviata. Il turismo è e può essere la locomotiva di questo paese se tutte le altre componenti della locomotiva svolgono egregiamente il loro ruolo e soprattutto sono sinergiche tra di loro. I tavoli creati recentemente dalla Regione sulle specializzazioni di questa realtà con l'utilizzo dei fondi strutturali hanno confermato ancora una volta che c'è una conoscenza del problema, ma lo si affronta in chiave manifatturiera. Così non può essere, ma non perché il manifatturiero sia fuori da questo gioco o noi vogliamo escluderlo, perché il manifatturiero è una delle componenti importanti. Bisogna partire dall'agricoltura, quindi dal mondo agricolo, quindi la produzione, la trasformazione e la commercializzazione attraverso gli strumenti che noi abbiamo e che noi rappresentiamo con i pubblici esercizi, ristorazione, dalla frutta e verdura, tutto ciò che è legato al mondo dell'alimentazione, insieme poi a tutto ciò che di culturale il nostro territorio è in grado di esprimere e quindi queste componenti non sono lasciate a se stesse, devono essere integrate tra di loro. Allora il turismo diventa effettivamente una locomotiva economica importante. Nessuno si può come dire, considerare fuori da questo percorso. Quando ci sono delle corse in avanti da parte di qualcuno, sono corse che non portano a nessun risultato. O c'è la squadra o non si fa nulla. Ecco, Presidente, un'ultima domanda. Attorno a tutti questi temi, che ruolo giocherà l'Europa, visto che lei, tra le altre cariche, è anche delegato nazionale di Confcommercio? Allora, l'Europa può svolgere un ruolo estremamente importante, sempre che noi sappiamo capire i meccanismi, non solo quelli negativi dell'Europa, sui quali io, come dire, sono molto d'accordo nel volerli contrastare, ma su quelli positivi che noi abbiamo ignorato. Noi siamo rimasti fuori dall'Europa come cittadini, come imprenditori. Allora, l'Europa deve penetrare nelle nostre menti e essere, come dire, un elemento quotidiano al quale pensare le azioni da fare, i progetti da fare, l'utilizzo dei fondi in particolare, diretti, quelli tramite le regioni e quelli i bandi diretti con l'Europa. Ragionare in modo europeo vuol dire non limitarsi poi a voler utilizzare quel che c'è sul piatto, che sarebbe già una buona cosa farlo, ma pensare a come interagire, a come intervenire a livello europeo per modificare le direttive, per creare nuovi strumenti, rendendoci conto che è dalla periferia che si possono dare contributi al centro di Bruxelles. Se noi non capiamo queste cose, saremo comunque sempre dei piccoli provinciali che aspettano che qualcuno decida sulle nostre teste. Noi dobbiamo renderci conto che possiamo essere parte attiva. Poi qualcuno mi dirà come, sarebbe troppo lungo spiegarlo, però come vuol dire partire per esempio dai comuni, dai piani regolatori, inserire dei meccanismi che coinvolgono diverse aree, che vadano a colpire i temi che l'Europa intende finanziare, l'ambiente, l'energia, il territorio, il welfare, tutto ciò che l'Europa finanzia. Il piano regolatore può essere uno strumento che va a indicare aree di recupero, di riqualificazione e tramite questo strumento, tramite le associazioni preposte a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, riuscire a fare un'azione lobbistica seria e quindi dare più forza come dire, alle città, che sono un elemento di centralità e di attrattività di tutta una serie di fondi e di progetti. E siccome nelle città noi ci viviamo, le città possono
possono e sono un volano economico, soprattutto in un momento di crisi come questa. È su questa strada che noi dobbiamo lavorare, andando incontro a quella che è l'agenda urbana che l'Europa stessa ha creato in più settenni.